acceso. Buonasera a tutti e intanto benvenuti a questa importante e bellissima presentazione di Giampaolo Serra, che ringrazio, che ha voluto veramente fortemente presentare il suo libro qui da noi nella nostra biblioteca e dare la possibilità anche a chi non poteva essere presente per causa appunto di spazi ridotti o per impegni, di poter seguire comunque anche la presentazione da casa, e rimarrà anche poi all'interno del nostro canale, quindi potrà essere rivista. Ringrazio Rosi per aver accettato appunto di presentare questo libro. Quale momento migliore poi per presentare un libro che alla fine parla di quello che succede all'interno dei nostri ospedali, delle nostre corsie. Mi ha colpito una frase della prefazione, della presentazione, che dice il mondo sanitario che è visto da fuori come un luogo sacro o semplice contenitore di dolori, mentre invece è popolato e gestito dalla stessa umanità che sta fuori. E in merito a questo io voglio veramente ringraziare di cuore tutto il personale sanitario, non solo per la gestione di questa emergenza, ma perché veramente c'è quella umanità che sta fuori e proprio dentro anche all'interno delle nostre corsie. E non me ne voglia nessuno, però un ringraziamento speciale va proprio a Rosi, che io la definisco un po' il nostro angelo custode, perché ha sempre il telefono acceso H24 e io ne ho avuto veramente a volte necessità e lei è sempre lì disponibile. Comprende che fuori ci sono delle famiglie, ci sono delle persone che sono coinvolte in prima persona con chi magari purtroppo ha avuto la sfortuna di dover finire dentro un ospedale, quindi io questo lo dico veramente anche a titolo personale, e grazie veramente Rosi. Poi sicuramente anche i tuoi colleghi faranno altrettanto quando vengono comunque chiamati. Grazie Giampaolo invece per aver voluto racchiudere all'interno di questo testo la tua esperienza, il tuo vissuto e soprattutto anche la tua passione per la letteratura, la partecipazione, quindi la tua passione nello scrivere, nel riportare anche in lingua sarda, visto che sei un grande appassionato appunto della nostra lingua, quindi di voler trasmettere attraverso la nostra lingua anche un po' i tuoi pensieri e ciò che vuoi rendere appunto noto al pubblico. Grazie per aver scelto Carlo Delfino Editore, io comunque cerco sempre di sostenere, abbiamo fatto ad Olbia anche diverse volte proprio la Fiera del Libro sostenendo l'editoria sarda, che ha assolutamente bisogno di essere sostenuta, anche appunto con voi scrittori che cercate di utilizzarli proprio per la pubblicazione e per la promozione dei nostri libri. Io vi auguro una buona serata, sono certa che sarà una presentazione seguitissima perché abbiamo messo tutto esaurito in pochissimo tempo, quindi so che è una presentazione tanto attesa e grazie per aver veramente deciso di volerla presentare nella nostra biblioteca. Grazie. Strappo. Forse bisogna accenderlo. Ora che c'è lo santino. Sì, mi sentite? Sì. William, ieri sei entrato nello spogliatoio dopo di me? Sì, mi sembra di ricordare così. Non hai notato nulla di strano dentro la stanza? No, perché mai? Cosa avrei dovuto notare? No, niente. Beh, insomma, te lo dico. Ho perso un pezzo di cioccolata. Cioccolata. Sì, dai, un pezzo di fumo. Fumo. Uno spinello in pratica. Ma figurati, sono secoli che non ne vedo e non saprei distinguerlo da un pezzo di fango essiccato o da una cacca di gallina. Lo sai che non ne faccio uso. Sì, certo. A te piace di più lo svolazzare delle gonnelle, mi rispondessi ridendo. Comunque no, tranquillo, non l'ho notato. Sarà passato il personale di pulizia, l'avrà raccolto e buttato, non ti preoccupare. Non sono preoccupato, è che ora non ho nulla da fumare. Tu eri così allora, fumavi le canne al lavoro come se fosse la cosa più naturale del mondo. Non c'è un gran motivo di preoccuparsi in effetti. I pazienti non se ne sarebbero mai accorti. Al massimo ti avrebbero creduto uno di loro, visto che lavoravamo al manicomio. E tenuta presente la tua personalità,
So che non te la prenderai per questa ultima affermazione. In effetti, tu ed io, ma anche qualche altro dei nostri beniamati colleghi, eravamo dei folli e lavorare in quel contesto ci faceva sentire nel nostro ambiente e soprattutto ci faceva sentire realizzati. Eravamo giovani ed eravamo innovatori e quindi malvisti dagli altri infermieri psichiatrici a cui facevamo girare vorticosamente le palle. Noi preferivamo il dialogo, il confronto, la condivisione. Ti ricordi il primo giorno che siamo andati al manicomio? Da scompisciarsi a pensarci ora. Non toccherebbe a voi in graduatoria, ma considerato che avete qualche piccola esperienza in merito, volevamo mandarvi all'ospedale psichiatrico di Pizzeddu. Andate a dare uno sguardo e presentatevi al direttore. Prendete servizio lunedì prossimo, ci disse così una attivatissima impiegata del servizio personale, ridendosela sotto i baffi. E noi ci andammo. All'ingresso non ci cagò nessuno. Timidamente ci addentrammo dentro quella struttura che ricordava più una caserma che un ospedale. Un giardino malconcio ma esteso, con dei padiglioni bassi e isolati stile Auschwitz. Il tutto circondato da mura alte, non propizie all'eventuale fuga e con i segni evidenti di una prolungata incuria e di un abbandono generale. Qualche malato circolava con aria finalistica e smarrita e con addosso una poco sgargiante divisa color merda. Uno di loro notò la nostra presenza e si avvicinò e ci attaccò bottone. Buongiorno, io mi chiamo Gigetto, ma per voi sono Tex. Tex Willer, detto anche Aquila, l'aquila della notte. Cosa state cercando? Cosa vi serve? Proferì così, allungandoci una mano gialla dal fumo di sigaretta. Piacere, Kit Carson, e questo è il mio pard, Tiger Jack, ma per te siamo William e Giampaolo. Gli rispondesti mentre iniziavo a impallidire. Siamo 2 infermieri e dobbiamo parlare con il direttore, che da lunedì veniamo a farvi compagnia. Infermieri? E così giovani? No, voi 2 mi state coglionando e non si cogliona a regger, specialmente con un fisico come il vostro. E comunque, il direttore è appena uscito, ma vi posso accompagnare nel C1, che lì c'è il capo servizio. Tex, anziché portarci direttamente dal capo nel padiglione C1, la cui porta era 2 metri da noi, ci fece fare un allegro giro in 2 diversi reparti, facendoci vedere cose e situazioni non riferibili, che ci misero addosso tanta di quella strizza che un decimo poteva bastare. Tu, brutto bastardo, non facevi una piega e camminavi davanti a me con un piglio di sicurezza e una professionalità impressionanti, ma eri intimorito più di me. La cosa che ci traumatizzò di più furono i colleghi. Erano più colpiti dei pazienti. Quasi tutti i maschi erano ammassati vicino a dei finestroni enormi, con addosso dei camicioni lisi e sporchi che un tempo dovevano essere bianchi. E alla nostra presentazione non ci degnarono di una sillaba, ma ci guardavano minacciosi e arcigni. Minchia, che ambientino! E questi tizi sono fuori di matto. E noi dobbiamo lavorare con queste nubbie. Io scappo, dicesti tu. Non feci nemmeno in tempo a girarmi verso di te per risponderti che ti vidi già a metà corsia correre più veloce di Pietro Mennea verso l'uscita del reparto. Ti seguì al volo, facendomi uscire le scintille dai tacchi. Attraversammo l'ingresso del manicomio che sembravamo Bip Bip e Willy il coyote, per fermarci sui marciapiedi a quasi 1 chilometro di distanza, sfiniti dalla fatica della corsa, piegati in avanti, sconvolti dalle risate, guardandoci come dei veri folli. Più ci guardavamo e più ci veniva da ridere. A parte quell'esordio da pazzi, è il caso di dirlo, finimmo comunque a lavorare fra quel tipo di pazienti, che c'era sicuramente congeniale. Siamo diventati amici perché ci piacevano e ci piacciono le stesse cose, e allora avevamo gli stessi problemi esistenziali. Nel tempo siamo diventati intenditori di vini, specialmente di vini sardi, intenditori di oli, e ne eravamo divenuti piccoli produttori. La differenza fra te e me sta nel fatto che, sì, io sono bravo a fare le cose, ma sono tardivo, seppur appassionato. Tu invece sei scientifico, specialistico. Conoscevi la storia di ogni vitigno sin dal tempo dei Romani. Studiavi la tipologia dell'ulivo e il trattamento più adatto nelle stagioni. Rimanevo sempre affascinato dalla tua testa, dal modo in cui abbracciavi le cose che condividevamo.
ma eravamo soprattutto appassionati di linguistica sarda e studiavamo insieme i diversi semi della lingua, agganciando i periodi storici, le varie influenze, curando e osservando anche i suoni dei numerosi dialetti. Passavamo ore intere a discutere di questi temi. Anche lì mi hai seminato. Solo pochi mesi fa ho letto il tuo libro, bellissimo, sulla linguistica sarda. E poi la musica, il canto, la storia semisconosciuta dei tenores. Spesso i nostri discorsi erano tutt'altro che seri, o forse troppo seri. Ricordi quella bellissima nota d'estate, quando in servizio ci eravamo sbragati fuori in un balcone a guardare silenziosamente il cielo stellato e a fumarci le cannelle? Ci credi in Dio? Mi avevi chiesto quasi improvvisamente, rompendo la pace di quella notte. Non so dare una risposta. Diciamo che è un argomento solleticante, al quale però non so dare risposta. E tu? Ci credi? Io credo che Dio esista e sia l'ordine supremo, quell'equilibrio magnifico che non capiremo mai e di cui facciamo parte e che fa muovere l'universo. Dio è il primo motore, se vuoi un collegamento con i filosofi greci, e all'ordine supremo si contrappone il caos, il disordine supremo, il male. Il giusto equilibrio fra bene e male tiene in piedi il mondo. Eh sì, condivido. Ma non me ne frega un bel cazzo. L'unica vera domanda è se esista o no vita dopo il decesso, dopo aver tirato la buccia, insomma. Sai che angoscia finire nel nulla. Poi le religioni di tutto il mondo per reggersi usano questa angoscia comune. Però l'esistenza dell'aldilà sarebbe davvero un bello spettacolo e avere una sicurezza del genere sconvolgerebbe la mia vita. Mi farei prete, lo giuro. Sì, un bello brade gozzudo e chircadore. Ma ti angoscia così tanto l'idea della morte del nulla? Il nulla non esiste, ogni cosa non muore, ma si trasforma. Sì, la minchia del cavallo, bella consolazione del Menga. Senti, facciamo un patto. Credo che una cosa del genere l'abbia già fatta qualche santo, che ora non ricordo. Chi di noi due tira la pelle per primo ha il compito di venire ad avvisare l'altro se la vita eterna esiste oppure no. Va bene così? Va bene un cazzo, ma ci sto. Sarebbe comico vederti di notte ai piedi del mio letto, di notte, a grattarmi i piedi. Svegliati, svegliati, la vita eterna esiste, dissi così, scimmiottando un fantomatico spettro. Ora, non penso che tu possa venire a raschiarmi le suole nell'oscurità della notte, ma mi piace pensarti in un luogo inesplorato, goderti la tua nuova dimensione mentre studi le caratteristiche del tuo diverso vivere. Buonasera a tutti, è acceso? Sì. Benvenuti e insomma perdonate un po' l'emozione che sicuramente avrò nell'affrontare questa serata, perché per me è la prima volta e farò sicuramente fare qualche figuraccia anche a Giampaolo. Allora Giampaolo, queste croci di cui parli nel libro, cosa rappresentano, chi sono, cosa sono? Come dire, l'idea di raffigurare, di dare come titolo Ruches, le croci, è nata quasi per caso in realtà. Nel senso che io mi trovavo, siccome siamo delle pecore, spesso e volentieri ci comportiamo come pecore. Tutti quanti abbiamo l'abitudine alle non si chiamano festività, nella ricorrenza dei morti, andare in cimitero, e l'ho fatto anch'io, lo facevo tutti gli anni, e mi sono trovato davanti alla tomba di una paziente, chiamiamola così, di un ospite dell'ospizio di Nuoro, dove io andavo a fare straordinari per arrotondare lo stipendio, insomma. E non sapevo che era morta. Io mi sono trovato davanti a questa croce dove c'era solo indicata la data di nascita, la data di morte e la sua fotografia. La fotografia, che era una fotografia normale, era attaccata con una come si chiama? Con
una puntina, grazie. Una puntina da disegno che qualcuno aveva pietosamente rivestito con del nylon, con della plastica, in un angolo del cimitero completamente di nuoro, destinato alle persone come dire, meno abbienti, gli scarti della società, i poveri, gli abbandonati, gli emarginati. E questa cosa mi aveva colpito prima di tutto perché non sapevo che era morta e poi perché c'era un legame affettivo, era nato con questa persona che aveva l'età di mia madre probabilmente e che si era attaccata a me. L'idea è nata lì, di iniziare a scrivere il libro, non il libro, in realtà io non avevo nessuna intenzione di scrivere un libro, però l'idea delle croci è nata lì, davanti a una croce, e poi l'ho voluto chiamare Croci questo libro perché la croce è un'immagine ricorrente in almeno 3 episodi di questo libro, anche episodi drammatici, insomma. Spero di aver risposto giusto. Non lo so, vedremo alla fine dell'esame. Vedremo. E in effetti un po' ogni persona che incontriamo noi sanitari, che sia un paziente, che sia un collega, insomma, rappresenta un po' un crocevia, giusto, nella nostra vita. Sì, c'è anche questo aspetto che è stato un po' messo a fuoco dal dottor Puledda, che ha scritto la prefazione brevissima di questo libro, ma su cosa, devo dire, e ha centrato anche questo aspetto, non solo le croci, perché ogni personaggio, fra l'altro raccolto e raccontato in questo libro, non c'è più, è morto, per ogni personaggio una croce, ma il dottor Puledda, che è stato uno dei miei insegnanti nel lontano 1979, era il mio insegnante di odontoiatria, ha colto anche questo aspetto. Non sono solo croci, ma sono vite incrociate, sono crocevia, la mia vita che si è incrociata con la loro, come dire, e nell'incontrarsi poi ci si lascia qualcosa, no? Io ho lasciato qualcosa a loro, loro hanno lasciato qualcosa a me, quindi c'è anche questo aspetto, sì. E ci sono anche 2 altre croci molto importanti in questo libro che sicuramente rappresentano una grande eredità nella tua vita, e sono le persone a cui tu lo hai dedicato. Sì. Che sono i tuoi nonni. Sì. Io ho voluto dedicarlo a loro. Ho avuto una grossa fortuna, secondo me, nella mia vita, perché non solo ho conosciuto i nonni, ma ho conosciuto anche gli 8 decimi. Non sono bravo con la matematica. Ho conosciuto quasi tutti i bisnonni, insomma, io avevo l'imbarazzo della scelta con i nonni. Però l'ho dedicato al mio nonno paterno e al mio nonno materno, di 2 posti diversi della Sardegna, uno di Orune e l'altro di Berchidda. È stata una cosa molto istintiva per me, perché anche loro mi hanno trasmesso qualcosa, mi hanno lasciato, forse nei cromosomi, anzi indubbiamente, perché il nonno di Berchidda era una persona intelligente, acuta, un ottimo scrittore, non per niente, insomma. C'è un piccolo episodio di un libro precedente dove lui praticamente era condannato a morte durante la Seconda Guerra Mondiale, e scriveva così bene, si diceva in famiglia, che aveva scritto al duce allora, colpito dal modo in cui scriveva, lo aveva graziato, però l'aveva spedito in Africa a combattere, a continuare a combattere. L'altro nonno invece, persona altrettanto acuta, altrettanto intelligente, ma assolutamente analfabeta. Questo non lo sminuiva affatto, un grandissimo lavoratore. Pensate che è stato il padre di 18 figli, che non sono pochi, se li ha allevati tutti,
Da lui credo di aver preso invece il senso dell'ironico. Dal primo nonno la passione per la scrittura, dal secondo proprio chi mi conosce come dire, sa come il mio carattere, sono molto ironico, molto scherzoso, soprattutto al lavoro. Questa caratteristica penso di averla ereditata da quell'altro nonno. Sono due persone che per me poi sono stati anche quando ero piccolo hanno sostituito degnamente, devo dire, la figura dei genitori spesso e volentieri, per cui come dire, ti rimangono appiccicati alla pelle, alla carne. Mi è sembrato giusto dedicare a loro questo libro. Bene, adesso ascoltiamo qualche altra croce. Sì, nella prima croce mi sono un po' commosso perché era il... vi dico chi è, intanto non me ne frega niente. Era un collega, io l'ho chiamato William, ma si chiamava Walter Bellodi. È il figlio di Dolores Turchi, per chi si intende un po' di tradizioni sarde, di scrittori di tradizioni sarde, che Dolores Turchi penso che siano delle maggiori esponenti, delle maggiori studiose delle tradizioni sarde. Era il figlio ed era un nostro collega, e andavamo d'accordissimo, cioè eravamo due folli realmente. Ho iniziato da lui a scrivere perché ero molto legato a lui. Invece questo è un altro episodio, io definirei drammatico, ma è meglio che ve lo legge. Il cadavere aveva le braccia quasi poggiate sull'addome, le mani posate una sopra l'altra, ma stranamente gli arti non toccavano il corpo. Provammo a piegare le braccia per distenderle lateralmente, ma era come manovrare su una statua di legno. Non riesco a raddrizzare il gomito, dissi dopo aver afferrato un braccio della vittima con l'orrore dentro. E rigor mortis, tira forte che si allunga comunque. Non temere, tanto che male puoi fargli, è già morto, da ieri, tira forte e non aver paura. Tirai forte e sentii sotto le mie mani come uno sfilacciarsi di qualcosa, un leggero strapparsi di fibre che permise al braccio di allungarsi. Raddrizzate le braccia, il medico praticò con il bisturi 2 incisioni ai lati dello sterno, che andavano a ricongiungersi sulla punta di questo. Quindi sta con il bisturi rasoiate la pelle e tessuti sottostanti, producendo un grosso lembo di pelle e grasso che senza troppa cura poggiò sul volto della vittima stessa. Potevo vedere le ossa del torace molto chiaramente e sentivo che le gambe stavano per mollarmi. Mi poggiai un tantino sul muro e pregai tutti i santi del purgatorio di non farmi svenire, mentre il sudore aveva intriso ognuno dei miei indumenti. Sentivo la punta delle dita dei piedi e delle mani come se me le avessero appena anestetizzate. «Non ti vedo molto in forma, ragazzo mio. Che cosa c'è?» mi disse il dottore. «È mio nonno», risposi con appena un filo di voce, puntando un indice verso quel corpo inerme. «Cazzo! E me lo potevi dire?» «Dai, datti una mossa, che abbiamo quasi finito. Fai un paio di respiri profondi con il naso, pensa che sia il corpo di un'altra persona. E intanto, mentre io taglio, avvicina l'aspiratore, che secondo me troviamo il torace inondato di sangue. No, tu stai afflosciando. Aspetta un attimo, e che cazzo?» E rivolgendosi al poliziotto numero 2 che continuava a fare foto a vanvera. «Appuntato, guardi in quello stipetto grigio, in fondo alla stanza. È l'armadietto di carbone e il necroforo. Lo apra. Dentro c'è una bottiglia di acquavite e ci sono anche i bicchieri. Gliene riempia uno a questo giovanotto, pallido, prima che mi si collassi davanti». Il poliziotto mi porse il bicchiere colmo di abbardente e senza neppure togliermi i guanti lo tracannai in una sola tirata. Dopo 20 secondi netti ero ubriaco. «Bene, ora possiamo ricominciare. Rimettiti a posto la mascherina e intanto dammi quella grossa tenaglia a forma di forbice». Gliela porsi. Il dottor Lentischio afferrò la tenaglia e iniziò a rompere le coste a destra e a sinistra dello sterno, staccando quest'ultimo. «Poggialo lì sopra, che poi lo dobbiamo rimettere al suo posto».
mi disse il medico, mentre mi metteva fra le mani quel pezzo di osso grondante di sangue. Lo afferrai tremante e lo depositai sul carrello. Benissimo, ora procediamo all'esame del cuore. Però prima dobbiamo staccarlo e tirarlo fuori. Attacca l'aspiratore, che qui ci sono almeno 3 o 4 litri di sangue. Porsi la cannula al chirurgo e accesi l'aspiratore. Dopo una ventina di secondi di sferagliamento vario, il dottor Lentischio tirò fuori dal torace sfondato il cuore di mio nonno. Me lo mise fra le mani senza neppure guardarmi. Il cuore di mio nonno. Il cuore di mio nonno dentro il cavo delle mie mani. Il cuore di mio nonno. Mio nonno. Le mie mani. A pensarci, da qui a distanza di 1 miliardo di anni, è stata la cosa più preziosa che io abbia mai tenuto fra le mani, se escludo il corpo neonatale delle mie figlie. È sicuramente una grande croce, nel senso che una grossa eredità aver tenuto il cuore del proprio nonno nelle mani. Assolutamente sì. Scusate, mi ricordo una cosa, che io questa è la descrizione dell'ultimo episodio, ed è la descrizione dell'autopsia di mio nonno. Io questa cosa, quando sono uscito dalla sala settoria, io l'ho rimossa completamente. Io non l'ho ricordata per anni, cioè l'ho cancellata. Meno assolutamente. L'ho ricordata anni e anni dopo, pungolato dal dottor Lentischio, che è ancora vivente. Anche qui non me ne frega niente, vi dico chi è. Era uno dei chirurghi di Nuoro della chirurgia d'urgenza, il dottor Chessa, credo che, sì, che abiti a Orosei attualmente, ottantenne. Però pungolato un po' da lui e un po' dai colleghi, dai parenti, ho come rivissuto quell'episodio, che è stato fortemente traumatico per me. Che fra l'altro, essendo un novellino, perché ero infermiere da poco, non avevo mai visto in vita mia un'autopsia, farla sul cadavere di mio nonno, che era stato, poverino, ucciso a pistolettate a Nuoro a Orune, scusate, durante una rapina. Lui era lì per caso, insomma. È stato un evento abbastanza drammatico, anche perché era la persona più pacifica di quel paese, probabilmente. Non aveva avuto neanche una contravvenzione, lui se ne vantava di questo in vita sua. Per me è stato invece, abbiamo letto, il primo episodio apre il libro, questo lo chiude. Mi è sembrato il modo più giusto anche di chiudere il libro. E mi sto incartando. Comunque tutti questi racconti aprono una finestra sul mondo di noi sanitari, che spesso è difficile da raccontare, o meglio, è difficile raccontare come lo viviamo noi, perché agli occhi magari di chi non fa questo lavoro potrebbe sembrare un po' anche crudele il nostro modo di vedere le cose. E io invece trovo che attraverso le parole di Giampaolo, che spesso sembrano molto semplici, no? E invece sono frutto di una ricerca, di uno studio continuo, perché lui è proprio un grandissimo appassionato di linguistica, della ricerca sempre della parola giusta al momento giusto. Riescono invece a far comprendere, secondo me, il nostro modo di vedere anche a chi sanitario non è, e quindi non ha modo di vivere le sensazioni che viviamo noi
con i colleghi, ma soprattutto con i pazienti, e lui ha avuto anche, diciamo, la fortuna di vivere in prima persona dei pazienti molto particolari, che sono i pazienti psichiatrici, che penso che ti abbiano lasciato tanto, no? Loro ti abbiano dato anche loro una grande eredità. Sì, assolutamente sì. Io parte della mia ormai lunga carriera, perché sono nella sanità fra una cosa e l'altra dal 1979. Pensione. Appunto. Beato lui che andrà in pensione. Quindi in questi più di 40 anni, 10 li ho trascorsi in un servizio psichiatrico di diagnosi e cura a Nuoro. Io credo di essere stato fortunato sostanzialmente. Non ci volevo andare, mi ci hanno spedito di forza. In quegli anni avevano appena chiuso i manicomi e negli SPDC, così si chiamavano, servizi psichiatrici di diagnosi e cura, chi c'era lì dentro? C'era lo zoccolo duro manicomiale, coloro che era impossibile reinserire nel contesto degli ambienti, delle società di provenienza, e vi assicuro che era terribile, perché era come entrare in un girone infernale dove entravi che ti dovevi davvero guardare le spalle, facevi 6 ore di turno di servizio con un'ansia crescente. Quando uscivi tiravi un sospiro di sollievo, se non ti era successo nulla, perché poi le cose succedevano. Però piano piano, con l'andare del tempo, si è ammorbidito l'ambiente, e mi sono accorto che con quei pazienti ci stavo crescendo. Crescevo io, crescevano perché passavano gli anni, ma crescevo anche dal punto di vista professionale, e ci viaggiavo insieme, perché questi pazienti avevano dei ricoveri ricorrenti, li accompagnavi durante l'arco della loro vita e loro accompagnavano me. E io mi sono innamorato del paziente psichiatrico, e alla fine sono andato via perché nel frattempo ero diventato un dirigente sindacale nazionale di grido, eccetera eccetera, e quindi ero in distacco sindacale. Quando sono tornato dal distacco sindacale ho voluto tornare a lavoro, non me la sono più sentita di tornare in psichiatria. Però il paziente psichiatrico mi ha insegnato il lato, non so come definirlo, ma il lato che spesso abbiamo noi operatori sanitari, il peccato, non so anche qui che termine usare, di trascurare. Possiamo essere degli eccellenti chirurghi, infermieri, internisti, tutto quello che volete, ma se ci sfugge quel lato che io ho imparato in psichiatria, il lato umano, mi viene da dire una parolaccia ma non la dico, basta che quelle che ho scritto nel libro, non siamo niente, se ci manca, e io poi mi sono innamorato della mia professione. Io ringrazio davvero, se ci sono dei santi, dei dei, tutto quello che volete, li ringrazio tutti a uno, proprio perché ho avuto la possibilità di fare una professione incredibile, bellissima. Cioè, io ho avuto culo, ragazzi, sul serio. Hai avuto culo perché sei arrivato al pronto soccorso di Olbia. Anche, certo. Diciamo la verità. Dalla psichiatria all'urgenza emergenza, sì, perché Giampaolo dalla psichiatria ha avuto poi una lunga carriera come infermiere emergenzista al 118 e poi è approdato da noi a Olbia poco prima del Covid.
io adesso non vorrei dire niente, però magari. Devo dire con grande fortuna per noi, perché durante il primo lockdown lui ha scritto un diario che ha condiviso con noi del pronto soccorso, nel quale raccontava non solo insomma le sue sensazioni riguardo appunto a questa nuova situazione che stavamo vivendo, ma ha condiviso anche tanti ricordi, per cui noi abbiamo tutti conservato nella chat del reparto un altro libro di Giampaolo che prima o poi sicuramente pubblicherà. E non solo questo, ma ha condiviso con noi anche la sua altra grande passione, perché Giampaolo, oltre ad essere scrittore di prosa, è anche, anzi forse ancora prima che scrittore di prosa, è un grande poeta di lingua sarda ma anche di lingua italiana, e spesso componeva anche di per lì gli haiku sardi. Sì. Ma tu, Giampaolo, ti senti più poeta o più scrittore di prosa? Bella domanda. Mettiamola così. Io nasco poeta, ho iniziato a scrivere poesie da quando ero alle medie, sì, in sardo tradizionale, severamente tradizionale, in rima baciata, quartine, ottave, chi più ne ha più ne mette, ma tradizione sarda in assoluto. Della mia attività di poeta sostanzialmente non me ne è mai fregato nulla, nel senso che mi piaceva fare poesie ma non le ho mai conservate, ne ho scritto a centinaia probabilmente, non lo so quante ne ho scritto, ma ne ho scritte tantissime. Ma non mi sono mai reputato un poeta. No, mi piaceva scrivere poesie ma non pensavo a me stesso come un poeta. Il passaggio c'è stato proprio mentre arrivavo in pronto soccorso. Il Covid era già partito, sì, non in maniera così devastante ancora. Guarda che tu hai rischiato di essere uno dei primi pazienti Covid, ti ricordo. Lo so. Avevo vinto un premio nazionale, ma anche qui, cioè, ho ricevuto l'invito tramite Facebook di una linguista, cioè di fama, io non sapevo manco chi fosse, che vedendo le mie poesie mi ha detto: ma perché non partecipi a questo concorso in Puglia a Ischitella? E io ho detto: ma dai, ma sì, ma manda. Io 10 anni prima avevo scritto una raccolta di filastrocche in sardo, quindi abbandonando completamente la tradizione sarda, ma buttandomi su filastrocche, quindi che non corrispondono più alle rime, alla metrica, col metodo dell'allitterazione. La prima poesia inizia con la A, con tutte parole con la A, la B, tutte parole con la B e così via, tutte le lettere dell'alfabeto, dedicato ai bambini sostanzialmente. Però vi dico che se leggendolo non, come dire, sta bene anche a un adulto, ecco lì mi hanno premiato poi a livello nazionale e lì c'è stata la svolta, cioè mi chiamavano, c'è il poeta, e mi giravo: ma con chi ce l'hanno? Ho iniziato a crederci, insomma, e quasi contemporaneamente ho iniziato a scrivere quel libro, che anche quel libro non avevo nessuna intenzione di scriverlo, proprio perché da quell'episodio della croce che vi raccontavo prima ho iniziato a scrivere su Facebook dei vari personaggi che io avevo incontrato durante l'arco della mia carriera, ma per me sarebbero morti lì, nel senso che episodi su Facebook. Poi una collega del pronto soccorso di Nuoro mi ha detto: ma scusa, ma perché non incolli tutto e fai un libro? Ma sì, va bene. L'ho incollato, ne ho fatto un libro, la rincontro e mi dice: ma perché non glielo spedisci a Carlo Delfino? Io gli ho detto un'altra parolaccia, giuro. Tanto siete tutti maggiorenni, la posso anche ripetere. Gli ho detto: ma figurati, Dolores, si chiamava Dolores questa collega, ma figurati, gli ho detto, se Carlo Delfino sta cagando a me.
Invece mi ha convinto, ho impacchettato, mi ha detto mandagli un'email, gliel'ho mandata. Carlo Delfino ha voluto il plico col materiale proprio cartaceo, gliel'ho spedito. Dopo una settimana circa mi ha chiamato domani mattina alle 11 da me, cioè a me mi è sceso un fulmine. Non mi aspettavo minimamente di essere considerato. Tutto nasce per caso quasi, il mio essere poeta e il mio essere scrittore, che poi il caso non esiste, perché scrivo, mia madre ce l'ha conservato, vero sorellina? C'è mia sorella qui, può confermare. Mia madre ha conservato il primo racconto che io ho buttato giù su un quaderno. Io ero innamoratissimo in quegli anni di Grazia Deledda, mi sono letto tutta Grazia Deledda, cioè, chiedetemi qualsiasi cosa, posso andare anche a rischiare tutto se volete. Ero innamoratissimo e quindi come dire, ho ricalcato un po' e avevo raccontato una storia d'amore che finisce malamente, ambientata nel 1800 fra un pastore della Barbaggia e una ragazza di Nuoro. Finisce malamente perché lui finisce ammazzato per furti di bestiame, come nella migliore delle tradizioni. Nella migliore delle tradizioni. Mia madre non me lo vuole dare perché probabilmente ha paura che lo perda. Però so che ce l'ha conservato, per cui anche questa cosa nasce da lontano, sì. Però tornando alla tua domanda, mi sono dilungato un po' troppo forse. Sì, io penso a me stesso più a un poeta che a uno scrittore. 2 dita in più ce ne sono. Va bene, quindi il prossimo corso BLSD che terrai in rima baciata. Beh, ci ascoltiamo un altro pezzettino. Sì, molto volentieri. Adesso non mi ricordo qual è. La banana. Ah, ecco, La banana. Il pezzo più bello del libro. È un racconto totalmente reale ed era stato selezionato, vi dico questo per la cronaca, perché era stato selezionato da Rai Radio 2 in un programma che adesso non ricordo. Facevano una selezione di pezzi, di racconti, di autori in tutta Italia, e anche qui con mia grande sorpresa, perché non me l'aspettavo minimamente, avevano selezionato questo racconto che è brevissimo ma secondo me è intenso e mette a fuoco proprio la tragicità dei momenti che chi lavora nell'emergenza, come dire, è costretto ad assorbire, magari con meccanismi di difesa più o meno funzionanti. Grazie. Penso che a volte la nostra mente, davanti a eventi tragici, a immagini reali e sconvolgenti, si difenda, elaborando pensieri completamente stupidi o facendo riaffiorare ricordi che credevi sepolti per sempre, ma che rimangono comunque ridicoli nel contesto di quell'evento. Solo, davanti al cadavere crivellato da colpi di pistola del mio vecchio compagno di scuola, Antoni Fola, classe 1961, mi tornò in mente la nostra piccola avventura legata ad una banana. Noi, che da bambini non conoscevamo quel frutto, e io, che non ho mai imparato a sbucciarlo. Solo recentemente ho appreso come levare la buccia alla banana, e in realtà non lo so fare neppure oggi. Io ho sempre sbucciato il frutto dandogli un piccolo morso sulla punta e poi aprendolo. Se invece sono fuori casa o ristorante, faccio la stessa cosa usando il coltello. Mi è stato fatto osservare che basta prendere il picciolo, quella parte del frutto che lo tiene attaccata alla pianta, piegarlo all'esterno e voilà, il gioco è fatto. Niente da fare. Ci ho provato innumerevoli volte, ma praticamente finisce che la banana mi si spappola in mano. Sono fedele al metodo del morso, anche per evitare figuracce. Ora, io e le banane abbiamo sempre avuto un rapporto di conflitto, fin dalla prima volta che ne ho visto una.
Credo che avessi 6 o 7 anni. Ero in prima o seconda elementare. A casa si mangiava sempre la frutta di stagione che si buscava in campagna, o comunque frutta fresca sarda. A scuola però notai che un compagnetto, mi sembra che si chiamasse Roberto non so che, all'ora della ricreazione tirava fuori dalla cartellina, allora non esistevano gli zainetti, uno strano frutto giallo ricurvo. Siccome lui non era uno zoticone come noi altri, bensì il figlio coccolato e infame di un'altra maestra, prendeva il frutto misterioso e andava a consumarlo in classe della sua mammina. Un giorno presi coraggio e gli chiesi cos'era quella roba. E lui mi disse, agitandomela sotto il naso, che era una banana e che non era roba per tutte le tasche. Susanto chi ti reghe se la trancasa. Aspettai qualche giorno e architettai insieme al mio compagnetto l'estofante Antoni Vola il furto della banana. Appena Roberto si staccò dal suo banco, io, che gli stavo a fianco, aprì lesto lesto la sua cartella e pignorai illegalmente il frutto delle meraviglie, ficcandomelo sotto il grembiule. All'ora della ricreazione feci un cenno a Fola. Lui capì all'istante e ce ne andammo in bagno a gustare la fatidica banana. Entrammo dentro al cesso e tirai fuori il frutto mal tolto. Il primo morso, ovviamente, spettava a me, che avevo combinato sa valentia. Addentai la banana, masticai un po' e la disputai immediatamente. Uno schifo. Ma guarda un po' tu, questi ricchi che porcherie si vanno a ingurgitare. Saveste nichè chi bocche bochete. Passai la banana a Fola, che mi guardò mezzo schifato e vista la mia reazione non la morse, ma la buttò senza esitare dentro il bagno turco. La verità era che nessuno ci aveva mai spiegato che la banana andava sbucciata e né tantomeno avevamo mai visto Roberto non so che mangiarla al nostro cospetto, visto che andava a consumarla quasi furtivo dalla sua mammina, maestra di scuola. La banana mangiata con la buccia era veramente orripilante. Insomma, quando anni dopo scoprì che si sbucciava prima di mandarla giù per il gargarozzo, fu ed è ancora un frutto che mi piace molto, ma non ho mai imparato a levarle la buccia. Ora, in quell'ambulatorio ormai deserto del pronto soccorso, guardavo il corpo martoriato senza vita di Fola. Non riuscivo a scacciare il ricordo della banana e mi sentivo in colpa solo per la presenza di quei pensieri dentro la mia testa malata. Bello, no? Come riesce a raccontare nella tragicità di una morte anche l'aspetto ironico, che è l'aspetto, anche se vogliamo, un pochino di leggerezza, che contraddistingue un po' il nostro lavoro, no? E che magari, come ho detto prima, a chi non lo vive può sembrare crudele, invece lui riesce proprio, secondo me, a far capire come invece lo viviamo noi. Ma a proposito di quel famoso diario che hai condiviso con noi, progetti futuri di altre memorie, di altri libri? Sì. C'è un altro libro che è addirittura d'arrivo, mancano 3 o 4 capitoli, qualcosa del genere. Però, come dire, è stato, siccome appunto reputo di essere più un poeta che uno scrittore, mi sono voluto mettere alla prova, nel senso che ho voluto vedere, sondare fino a che punto arrivavo io con la fantasia, nel senso inventandomi di sana pianta le storie, perché Rukes sono personaggi reali, truccati, romanzati, quello che volete, ma sono storie e persone reali. Col nuovo libro che sto scrivendo invece, proprio per non mollare del tutto l'aggancio, insomma, rimango un descrittore di personaggi sostanzialmente, cioè il libro segue 2 canali.
Uno è quello fantastico, inventato, e tratta di un paziente psichiatrico, guarda caso, che abita, fra virgolette, nel senso che trascorre il suo tempo dentro uno dei bar storici di Nuoro, il bar Camboso, per chi lo conosce, il bar di Mucubello lo chiamavano. Quindi lui, man mano che i nuoresi, quelli più pittoreschi ovviamente, degli anni 70 e 80, quindi realmente esistiti, entrano nel bar e lui li descrive. Questo è il primo filone del libro. L'altro filone, che riguarda sempre il paziente psichiatrico, è una storia d'amore sua che lo porta ad impazzire, sostanzialmente. Ancora devo scrivere il finale, sono combattuto, ma non voglio neanche spoilerare. Però siamo addirittura d'arrivo. Ne ho già parlato con Carlo Delfino, il quale mi ha detto che mi firma il contratto anche senza leggerlo. Peggio per lui. Va bene, ascoltiamo sì, un'altra crocetta. Sì. Ascoltiamo un altro brano di questo personaggio, uno dei pazienti psichiatrici. A me i pazienti psichiatrici non ero innamorato. Questo era un artista vero, ma un artista di fama internazionale. Lui aveva iniziato perché la sua famiglia da secoli lavorava in baronia, producevano tegole e brocche, la terracotta, l'argilla. Lui da generazioni, solo che lui era riuscito a dargli un tocco artistico e l'aveva finita in tutti i paesi del mondo. Si era sposato poi con un'attrice in Germania, cioè una persona intelligentissima. Per chi è della zona o per chi ha avuto a che fare, anche qui non me ne importa nulla, dico chi era, si chiamava Francesco Deiana e lui voleva essere chiamato il principe della Caletta. Io l'ho trasformato un pochino, il principe della Galletta, ma era geniale, nella sua follia lui era un genio, io rimanevo a bocca aperta ad ascoltarlo perché si inventava le cose più assurde, e mi divertiva tantissimo. In questo racconto c'è una malefatta, chiamiamola così, che lui aveva combinato sulle spalle del paese dove viveva, che è Siniscola. Pronunciare una voce alta un'invettiva, una cosa stile comizio elettorale, contro i personaggi che a parer loro stavano guastando il decoro del paese, che non se ne poteva più dei vari personaggi che stavano minando le fondamenta di un paese dalle alte virtù, basate sull'onestà, sul lavoro e sulla buona condotta religiosa, sulla dignità e sulla eticità delle integerrime famiglie panzicottine. Che c'era gente che doveva essere rinchiusa per sempre in un manicomio criminale, ed era ovviamente riferito a me, e altri che vivevano di abigeato o di furti vari e che ormai non si poteva lasciare nulla in giro. E qui il riferimento era a Luisi Cassetta e a Zaime Zubilosu, noti ladruncoli del paesello. Poi proseguirono la Filippica contro Solmandronese e sus Imbriagonese e sus Silleri de Ziu Grabolu, senza fare i nomi. Ma ce l'avevano contro la compagnia di caccia di Bucirussu, le cui malefatte, a sentirli dire, stavano trascinando il paese verso la totale rovina, tanto più che quelli sono anche comunisti, che Dio ce ne liberi. E che se ci fosse stato ancora il duce, caro mio, tutta questa gente sarebbe stata portata a seminare grano in Campidano e a picconare carbone in ginocchio nelle miniere di Carbonia. Che il lavoro tiene la gente con la schiena dritta e che alla fine Panzigottu si sarebbe potuto salvare solamente deportando tutta questa gente inutile e selezionando con cura le famiglie per bene, i Pedale, i Frissura, i Concheddu, i Zuiges e i Mannale, insomma i loro tirapiedi e i baciapile.
In realtà una banda di becchi ed infedeli, di bagasce di prim'ordine, i cui intrecci erotici erano ben noti a tutto il paese, ma di cui nessuno parlava, tranne al bar dei comunisti naturalmente. Seduto al tavolino, persi la pazienza. Mi avvicinai ai 2 stronzi matricolati e alle loro 2 compagne. Mi tolsi la sigaretta di bocca e la spensi sull'aperitivo colorato del sindaco e gli dissi che cazzo si credevano di essere, lui Melena, accompagnato da quel troione aritmetico della biondazza che lo cornificava a raffica, e l'altro, Don Collette, che predicava castità a tutte le sode ragazze del paese, ma trombava come un riccio con culibassa, che se le piete delle Gumpissias e del Babbo Umano dovevano andare a consumarsi biblicamente a vicenda, avessero potuto parlare, sarebbero stati guai. Ho girato i tacchi e me ne sono andato verso un altro bar, che nel nostro paese, se è vero che c'è tanta miseria, quelli, i zilleri, non mancano di certo. Nella mia testa, intanto, avevo già progettato la sputtanata collettiva per le famiglie per bene del villaggio. Sai anche tu che nei nostri paesi, per via del numero limitato di abitanti, ognuno sa delle troie degli altri. E anche a Panzigotto, come in tutti i paesi del mondo, lo sport preferito all'interno dei matrimoni, e non solo, è quello di piazzarsi le corna a vicenda e ad ogni sprombattuto. Sapevamo tutto di tutti, ma per l'omertà di facciata che ha sempre distinto noi sardi, non se ne parlava mai pubblicamente, ma solo con qualche amico dentro il Zilleri o dentro le famiglie, ma questo permetteva la circolazione diffusa e strisciante del contulariume. Tutti conoscevano tutto, ma si faceva finta di nulla. Ne avevo le tasche colme dell'altezzosità del probano, della prepotenza del sindaco e della falsità del farmacista, del perbenismo dei vari commercianti e della prosopopea dei pochi proprietari terrieri. Tutta gente che si schifa quando mi incrocia per strada e mi evita, manco fossi un portatore sano di peste bubbonica. Nel magazzino della mia bottega preparai il colpaccio. Scrissi dei manifesti in varie copie. E dopo qualche giorno, approfittando dell'oscurità della notte, tappezzai tutta Panzigotto delle mie opere. Il contenuto era un semplice elenco di cornuti e delle cornute del paese, con nomi degli amanti connessi. Scrissi a grandi caratteri più o meno questo: Pascale Ranchis, Notto Melena, cornuto. La moglie Sonia l'ucraina tromba con Nanneddu culo di gomma, il meccanico. Sara Vedale, cornuta, moglie di culo di gomma. Il parroco Don Serafino Gollette dorme, e non solo, con Franzischedda Culibassa. Mario Gravittu, noto incudine, fabbro, cornuto. La moglie Paola Sadittona se la fa con il barista nella piazza Maggiore Pipino di Ghidale. Pipino di Ghidale, barista, corrudo. La moglie Antonietta Fardetta è stata vista bere direttamente dal fiasco nella macchina decappottabile del farmacista, dottor Pinzetta, cavaliere Edoardo. Donna Severina Prediscone, cornuta, moglie del dottor Pinzetta, cavaliere. Ines Pompitta, proprietaria del supermercato, corruda uruissa. Il marito, Zaime Tortu, rappresentante di pasta asciutta, tromba o si fa trombare con il suo collega Tilippe Suvranzesu, rappresentante di profumi e parrucche. Graziana Goncheddu, Notta Grabiccu, corruda. Il marito Bobbore Trattalliu, macellaio, tromba con Felicina Zavanettera. Emiliano Vanedda, noto Bordine Vanettiere, cornuto, marito di Felicina Panettera. E Fisiopedale, noto Conche Moio. Pinzaresu, cornuto. La moglie Edoarda Pippetta, nota Sambesughe, casalinga, tromba anche lei con il cavalier Pinzetta, il farmacista. Marieddu Gorbinu, noto Maleghirare, banditore e spazzino, cornuto. La moglie Pippinedda, Sanugoresa, se la fa con tutto il vicinato delle popolari. Giuseppa Istrumpa Salodeina, nota Caloderma,
Casalinga, corruda. Il marito Anzelino Bisone, noto Piedone, calzolaio, tromba con Faricca Biliccana, nota anche Gane, insegnante elementare e preside delle medie. E via di questo passo. Puoi immaginare la reazione dei panzicottesi al risveglio. Il panico totale, botte da orbi e urla in tutto il paese. Per sedare le liti dovettero chiamare in aiuto i carabinieri di Budone e di Budusò. Entro qualche giorno tutti capirono che i manifesti, che furono staccati con una velocità impressionante, erano opera mia e si scatenò la caccia all'uomo. Per una settimana mi sono nascosto sul Montalbo, stile Graziano Mesina, che se mi trovano mi levano la pelle da vivo. Meno male che il maresciallo Pische dei Carabinieri mi ha trovato durante una battuta, mi ha portato in caserma e mi ha fatto fare un altro TSO salvavita. Questa è una storia vera, Cioè, Francesco l'aveva fatta davvero questa cosa. Aveva tappezzato il panzicotto a Siniscola, aveva tappezzato tutta Siniscola davvero dell'elenco dei cornuti e delle cornute, degli amanti e dei controamanti. L'aveva fatto davvero. Davvero si era scatenata la caccia all'uomo, davvero si erano scatenate le risse dentro le famiglie con feriti, 118 non riuscivamo a portare la gente. Però lui faceva queste cose, nel libro ce ne sono scritte altre, insomma, ma era uno dei personaggi che mi colpivano fra i pazienti psichiatrici. Lui fra l'altro credeva alla metempsicosi e diceva all'inizio del racconto, racconta di quando lui era uno scarabeo stercorario. E diceva sempre, ha detto, ma tu Giampaolo te l'immagini? Ha detto, io ho fatto una vita di merda. E mi descriveva insomma tutta la sua vita in maniera dettagliata, scientifica, di come doveva spingere le palline di sterco più o meno morbide. Era spassosissimo, però era un artista. Ma come lui, come dire, quel libro probabilmente molti 6 o 7 personaggi forse di quel libro sono pazienti che ruotano attorno alla psichiatria, fra cui gli operatori. Gli operatori sono i primi pazzi, veri? Diciamo che per lavorare in psichiatria o hai degli anticorpi grandi come tartarughe, oppure è meglio prima di finire in pigiama cambiare aria. Alcuni sì, sono dei colleghi che lavoravano come psichiatria, insomma. Vogliamo lasciare spazio? Sì, se avete qualche curiosità, domanda. qualche domanda, sì. Domande facili, Tutti vergognosi. Quando non fanno domande vuol dire che sono preparati. No, se non avete domande ve lo leggo io un altro pezzo, se avete pazienza soprattutto. Me ne scelgo uno a caso, ma proprio a caso, e questo è il bello della diretta. Che non sia troppo coinvolgente, perché una cosa che mi capita di questo libro, purtroppo, io lo dico sempre a chi mi è vicino, agli amici, io questo libro non riesco a rileggerlo, non ci riesco proprio, mi prende troppo e l'emozione mi prende il sopravvento, per cui andiamo sul leggero. Perché c'è la descrizione per esempio di tutte le suore, di una gran parte delle suore di Nuoro, alle quali io riconosco il merito a quell'ordine di aver fondato sostanzialmente tramite
anche a chi aveva messo i fondi allora, stiamo parlando di metà dell'Ottocento circa, avevano messo sull'ospedale di Nuoro, e l'ospedale di Nuoro lo governavano fino agli anni '80, ma in maniera che le caserme facevano ridere a confronto. E c'è la descrizione di varie caposala. C'è la descrizione per esempio di Suor Francesca, che so che è ancora viva, no, quella era Suor, aspettate, Suor, non me la ricordo più, però nel libro c'è, che era una suora che soffriva di insonnia e di notte veniva mandata a sorvegliare sugli infermieri per vedere se dormivano o se stavano giocando o facendo altro, e quindi questa girava e raccontava a tutti come se fosse un segreto, e io c'ero cascato per intero, perché mi aveva detto: vieni che ti racconto una cosa, come proprio si stesse confidando, e mi aveva raccontato di come aveva aiutato ad evadere dal carcere di Nuoro Graziano Mesina. Sul serio. Lo raccontava a tutti, cioè io poi ho scoperto che lo sapevano anche i muri praticamente, però Graziano Mesina effettivamente scappò dal vecchio ospedale di Nuoro, ma non scappò, fu operato di appendicite, e il giorno stesso che è stato operato si è calato con delle lenzuola, credo, ma mica è scappato dall'ospedale, si è nascosto nelle fognature. E qualcuno gli doveva portare da mangiare a quest'uomo perché è rimasto lì nascosto finché è cessato l'allarme per una settimana, credo. Era questa suora che si era accorta dell'evasione, si era appenata e gli portava da mangiare. Però questo, vabbè, non ve lo racconto. Vi racconto di un'altra suora brevemente, me la devo giusto scegliere. Vabbè, dai. Vediamo un po'. Dicevo dunque che mi buttarono in mezzo alla mischia in uno dei reparti più impegnativi che esistevano allora. In quei primi mesi mi toccarono proprio quelle mansioni che dicevo sopra e che tanto temevo: igiene orale ai pazienti operati, igiene personale, e quindi merda a palate, piscio a secchiate, giroletti, giropadelle, pappagalli, un vero incubo, insomma, e non vedevo vie utili alla fuga da quella situazione in cui mi ero ficcato con le mie stesse mani. La mattina arrivavo in reparto e dovevo lavare la faccia agli operati. L'odore della steramina che usavamo per lavare i catini mi provocava una nausea senza fine, e per di più dovevo accudire e toccare persone di cui non mi fregava una beata cippa e con le quali non avevo nulla da condividere. Era un vero disastro. Non riuscivo a fare le cose che per gli altri allievi diventavano quotidiane o elementari. Oltre che imbaranato, poi ero anche timidissimo. In quasi tutti i reparti dell'ospedale le caposala erano delle suore, e in chirurgia si trattava di un donnone da 80 kg netti, suor Chischedda, fornese e sanguigna, la quale gestiva il personale stile generale dei bersaglieri. Quando arrivava in reparto si metteva al centro dello stesso e iniziava a sbraitare ad altissima voce le preghiere del mattino, interrompendole in continuazione per dare nel frattempo le indicazioni agli infermieri, agli ausiliari, agli allievi che gli passavano sotto il naso. E quindi iniziava: ti adoro mio Dio, e tu allievo guarda che il 56 sta chiedendo la padella, e ti amo con tutto il cuore. Gabriele guarda che c'è il carrello del Giroletti che non è pronto, ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Peppa, dai un'accelerata con le flebo che poi vieni in visita con me, ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo. Serafino, se la smetti di fare lo scemo potresti aiutare Adelaide a fare la distribuzione. La tua santa volontà per la maggior gloria tua, la tua grazia sia sempre con Gabriele, vieni qui subito con me e con tutti i miei cari, amen. Sembrava un vigile urbano impazzito.
E poi c'è la descrizione di altre suore, insomma, che non ho scritto di una suora perché era ancora, semplicemente perché era ancora viva quando scrivevo il libro, ma adesso poverina è morta, che si tratta di suor Angela Peduzza, che per me è stata particolarmente importante. Non sarei mai diventato un infermiere fortunato se non ci fosse stata questa suora che mi ha spinto come una ruspa proprio, perché aveva capito, lei l'aveva capito, io no, che avevo la stoffa giusta per fare questo mestiere. La cosa che mi ha colpito di più, scusate, è che poco prima di morire, poverina, era già ammalata, io per puro caso ci trovavamo a Cagliari e ho ricevuto una telefonata. Lei sapeva di dover morire, cioè ha chiesto di vedere me. Ma perché, Cristo? Io sono rimasto completamente spiazzato perché ha avuto centinaia di allievi. Perché Giampaolo Serra, porco cane? E poi, guarda caso, ero proprio a Cagliari dove lei era ricoverata nella casa madre delle Vicenziane. Quindi ero lì, sono andato a visitarla, abbiamo passato un bellissimo pomeriggio insieme, ci siamo raccontati le cose che poi sono contenute nel libro, ci siamo fatti tantissime risate e se ci sarà una nuova edizione del libro mi piacerebbe ficarcela dentro, perché lei più di altri è stata importante per la mia crescita professionale, ma già per l'essere diventato infermiere, insomma. Sì, Suor Angela era un punto di riferimento. Sì, per moltissimi. Pensate che io non scherzo su questo, la scuola di Nuoro era considerata una delle scuole migliori d'Italia. Se tu andavi alle Molinette a Torino e sapevano che tu eri uscito da quella scuola, ti assumevano senza concorso. No, era severissima, era severissima. Però sfornava degli infermieri incredibili. La qualità era davvero vero. Il vostro parere non è di parte. Non è di parte. Va bene. Sì, dica, buon uomo. Io vorrei farle due domande. Facili, Ok, facilissimo. Com'è cambiata la tua vita scrivendo? E l'altra domanda è che cosa hai provato la prima volta che hai visto il tuo libro che è stato pubblicato? Ossia, girando magari in qualche biblioteca, girando magari in qualche biblioteca oppure vedendo appunto il tuo libro, che sensazione hai provato? Cos'è che... Ascolta, ho già dimenticato la prima domanda. La prima domanda è come è cambiata la tua vita scrivendo? È cambiato qualcosa? Sai che non lo so. No, nel senso che sicuramente è cambiato qualcosa. Ho imparato in maniera tardiva, e questo un po' mi dispiace, perché probabilmente potevo crederci di più e iniziare a scrivere prima, ma in effetti scrivevo già prima, scrivevo soprattutto poesie, ma non, come dicevo prima, non mi sono mai sentito addosso il titolo di poeta o di scrittore. Ultimamente invece non sono io, ci sono gli altri che mi chiamano poeta e mi chiamano scrittore, e per cui ci sto credendo anch'io, insomma, mi fido degli altri. È un po', sì, la mia vita è un po' cambiata, non più di tanto, io continuo a fare il mio mestiere, sto aspettando la pensione, sto aspettando di avere più tempo per scrivere, però sì, c'è questa notte in più che prima non c'era, questo crederci. E l'altra domanda era? Ti è mai capitato di entrare in una libreria ecco, e vedere un tuo libro pubblicato? Mi è successo a Nuoro, perché io ho vissuto 40 anni della mia vita a Nuoro, forse anche di più,
e ci abitano i miei. Io appartengo anche a un coro nuorese al quale tengo tantissimo, insomma sono stato anche vicepresidente di questo coro, quindi io tutti i martedì vado a fare, e quindi girando per le strade di Nuoro, davanti alla libreria 900, per chi conosce Nuoro in via Manzoni, mi sono girato e ho visto il mio libro in vetrina. È stata una sensazione stranissima, ma davvero strana, al punto che cioè io sono entrato dentro e sono entrato dentro e ho chiesto ai titolari di farci un selfie insieme, e l'ho pubblicato perché non mi sembrava vero, era un sogno inseguito da tempo in realtà, perché io non è il primo libro che scrivo, questo è il primo libro edito, ma avevo già scritto un libro autobiografico, ce l'ho ancora lì, l'editore mi ha detto di prenderlo in mano, ma io così l'idea non mi piace più di tanto. Autobiografico, racconto la mia vita trascorsa fra Orune e Berchidda, in due ambienti della stessa isola, della stessa terra, ma vi assicuro completamente diversi. Questo mi ha procurato qualche noia che qui non dico, perché gli orunesi si sono molto offesi, ho dovuto ritirare tutto, il libro era in vendita su Facebook, scusatemi, io sono una schiappa tecnologica, non mi ricordo, comunque su internet si trovava. Perché mettevo a fuoco due realtà che erano completamente diverse. A Orune, quando io ero piccolino, le donne giravano altro che Kabul, collo Kisumukadore, che richiama la parola chador, no? Sishallu, no? Coperte. A Berchidda le donne avevano la minigonna. Le donne entravano nei bar e bevevano più degli uomini. A Orune, ma neanche vicino ci dovevano passare. Andavano queste donne scandalosissime, a parte che fumavano. Cosa? Andavano pure a ballare tutti i fine settimana, c'erano 2 discoteche, ma c'era la musica italiana, mica i balli sardi. Oh, e stiamo parlando della stessa... Bravissima, il Pentumas. 2 realtà contemporanee della stessa terra, ma completamente differenti. Io non so se quel libro lo riprenderò in mano, però l'aver visto questo lì in edicola è stato il coronamento di un sogno che inseguivo da tempo, poi sostanzialmente. Ripeto, ci devo credere un po' di più, adesso sto iniziando a vedere qualche frutto. A me sembra strano anche essere qui adesso a presentarlo, insomma. Vediamo dove va a finire, anche questo è un viaggio, insomma. Un viaggio che mi appassiona molto, per cui sto continuando a scrivere, sto continuando a fare poesia. In sardo, prima Rosy ha richiamato gli haiku, io mi sto sbilanciando, nel senso che sto lasciando un pochino la forma tradizionale della lingua sarda, della poesia sarda, e ho provato per esempio a fare, ho scritto credo una 30 di haiku o una 40, non mi ricordo più, cioè confrontandomi con una cultura che è lontanissima dalla nostra. Stiamo parlando del Giappone, di una forma poetica, stringata, tutto quello che volete, ma secondo me altissima, perché in pochi versi, in poche parole devi fotografare quella roba lì, quella cosa che ti ha colpito, ed è difficilissimo scrivere gli haiku, ed è difficilissimo scrivere gli haiku in sardo, però l'ho voluto fare perché io penso che se una lingua
è capace di innovarsi, è capace di confrontarsi con altre culture, vuol dire che è ancora viva. Se rimaniamo relegati a su connotto, no? Alle cose che però ormai sono dietro di noi, che sono una buona base, sono una base eccellente di partenza, sono i pilastri, sono le fondamenta da cui partire, ma dobbiamo guardare avanti, ecco, essere capaci, anche nel nostro piccolo, la nostra piccola regione, la nostra lingua, di reggere questo confronto. Io ci credo molto. L'altro giorno, e con cui chiudo perché non vi voglio annoiare oltre, ho partecipato, guarda caso, a Orune, mi hanno invitato a un concorso di poesia e mi hanno fatto chiudere a me, eravamo 30 poeti e io ho chiuso con una poesia molto, molto introspettiva che avevo scritto 10 anni prima probabilmente e che nulla aveva a che fare con le caratteristiche tradizionali, però dentro quella poesia ci sono termini, me l'hanno fatto osservare ma io lo sapevo già, che io vado alla ricerca, cioè vado a studiare, vado a cercare termini che non si utilizzano quasi più, perché non esiste più quel tipo di economia sostanzialmente pastorale o dedicata all'agricoltura, insomma, per cui anche il semplice nome di una zappa che si chiamava in un certo nome non esiste più perché nessuno la utilizza più. Però questo mio modo di interpretare la poesia è stato molto molto apprezzato a Orune e sotto questo punto di vista Orune è molto conservatore. Per cui voglio dire niente, dai, sono discorsi che altrimenti rimaniamo qui fino a domani mattina alle 5. Grazie a tutti ovviamente per essere intervenuti qui oggi. Chi vuole il libro all'uscita se lo può prendere, c'è Leonora che sì. E niente, un'ultimissima cosa, i post di oggi qui sono andati letteralmente a ruba, sono finiti in un paio di giorni, per cui io conto, passate le festività natalizie, insomma, di fare qualche altra iniziativa. Ovviamente non posso esimermi assolutamente di ringraziare la nostra vice sindaca che ha avuto l'attenzione e la cortesia di accompagnarmi in questa presentazione, grazie mille. E ovviamente Rosi, che te la sei cavata benissimo, questa potrebbe essere una o futuro. Quando decidi di smettere di fare il medico ti puoi dedicare a queste quando cose. Finalmente riuscirò a uscire dal ramo sanità da cui cerco di uscire. E poi ovviamente un grazie a Maria Franca per come ha letto in maniera magistrale e interpretato le letture che erano un po' difficili. Grazie a tutti.